Adesso velocemente faccio leggere la lettera di Don Luigi Gatto alla Lina. Prego. Sì. Buonasera a tutti. Vi leggo la lettera di Don Giovanni Gatto che ha messo come testimonial sulla piattaforma di plebiscito. Mi iscrivo alla vostra piattaforma visto che non è partitica, bensì trasversale. Un prete, secondo il diritto canonico, non potrebbe fare politica. Siccome sono appassionato per il sociale e per i problemi economici della gente, desidero condividere con voi la mia opinione. Sono fiero di essere veneto, nato a Montebelluna nel 1975, ma parroco all'Aquila da 8 anni. Sono molto favorevole all'indipendenza del Veneto e favorevole all'indipendenza delle regioni italiane. La Chiesa Cattolica ha come capo Gesù Cristo e il suo vicario il Papa, ma poi ogni diocesi, grazie alla presenza dei vescovi successori degli Apostoli, ha la propria autonomia, anche se non c'è piena indipendenza. In ogni caso, la gerarchia ecclesiastica ha una sua autonomia, una sua struttura, per certi aspetti federalista. Nessuno di noi è perfetto e tutti possiamo sbagliare a livello politico, sociale, religioso, spirituale. Ma sono del parere che l'indipendenza di ogni regione, in questo caso del Veneto, favorirebbe pure il senso del bene comune e la corresponsabilità. Credo all'etica che dice che ogni Stato o regione deve avere la capacità per fare star bene tutti i suoi abitanti, favorendo la pace e la giustizia in ogni settore. Stare bene economicamente significa pure essere più sereni, solidali e in pace con tutti. Un federalismo di indipendenza basato sulla solidarietà e sussidiarietà insegna a vivere senza egoismi o truffe politiche legalizzate. Temo che il mondo, e nel nostro caso l'Italia, stiano andando incontro a una rivoluzione. Dobbiamo impegnarci a una rivoluzione pacifica e rispettosa. Non dobbiamo dipendere dal potere delle banche o di lobby segrete. Basta. Non voglio condannare nessuno, ma invito i potenti del mondo e dell'Italia a farsi un esame di coscienza. Io per primo desidero mettermi in discussione, visto che sono parroco all'Aquila da 8 anni e da dopo il terremoto del 2009 vedo tanta preoccupazione nei giovani e nelle famiglie senza lavoro e senza speranza. La dobbiamo smettere con il gioco dei favoritismi e dei compromessi. Vi consiglio la lettura della lettera enciclica di Papa Giovanni Paolo II, Centesimus Annus. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di scrivere sul vostro sito internet. Potete pubblicare questa mia riflessione, dove non intendo fare la solita politica per il tempo, ma risvegliare le coscienze al dialogo costruttivo. Siamo in emergenza, perché vengono sempre meno i valori umani. Vi saluto sperando di esservi in stato d'aiuto e ringrazio ancora tutti i miei corregionali veneti che dopo il terremoto mi hanno aiutato con tanto amore incondizionato. I veneti non vogliono essere indipendenti per cattiveria e nemmeno per campanilismo, ma esigono l'indipendenza affinché non ci sia confusione fra le diverse culture, tradizioni locali ed economie regionali. Bene, abbiamo anche la presenzione, quindi siamo a posto. Thank you.